E qua se ci fanno entrare tutti quanti provvisti di biglietti, è normale? Perché non parliamo di queste cose invece di parlare sempre delle stesse cose? Perché non parliamo dei napoletani come vengono trattati? Come a Torino, come oggi? Queste sono le tematiche da affrontare, no sempre le stesse. Diciamo sempre le stesse stronzate in televisione, sempre contro i napoletani, sempre a sputtanare Napoli. Parliamo di queste cose. Parla, inquadra quello. Bravo, hai fatto partire dell'applauso. Se vuoi intervenire ancora, prego, se vuoi aggiungere altro. Noi lo abbiamo sottolineato, il fatto che appunto ci fosse malcontento da parte dei tifosi qui presenti perché insomma ancora non hanno aperto l'ingresso, o meglio lo hanno aperto ma non permettono l'accesso, nonostante il gruppo sia bello nutrito ma non così insomma impossibile da gestire. Abbiamo mostrato le immagini, allora andiamo ad ascoltare piuttosto altri commenti proprio da questo punto di vista. Cosa sta succedendo? Cioè, siete in attesa e non vi fanno entrare? Siamo georgiani. Ah, georgiani, quindi siete qui per Cavara. Vediamo Quara. Ok. Cosa è successo col Milan? Cosa è successo? Tanto non parlo molto bene. Mio figlio parla più. Cosa è successo col Milan? Kvara non ha giocato bene, il Napoli non ha giocato bene? Kvara ha giocato bene quella sera, però tutto il Napoli in generale è un po' faticato. Bravo il Milan, assolutamente bravo il Milan, però ci riprendiamo in Champions. Il Napoli va in finale di Champions con Kvara? La vedo difficile. Sì, obiettivamente parlando è difficile perché si parla sempre di Champions, grandi squadre, però ce la possiamo giocare. Perfetto, io vi ringrazio. Un commento su quanto sta accadendo qui, che effettivamente prima abbiamo ascoltato un tifoso indispettito. Ah, ancora Giorgiano, allora grazie mille, voglio porre l'attenzione su questa vicenda considerando che il tifoso mi ha dato un assist, perché appunto ciò che è importante negli ultimi anni è che è aumentato il livello non solo del Napoli in campo ma anche del Napoli fuori dal campo, con la tifoseria molto più matura e soprattutto molto più critica. Allora è anche giusto cogliere gli assist, cogliere le occasioni. Allora magari sono presente. Ecco qui. Allora stavo guardando lì perché avevo visto un po' di volti che forse potevano essere interessati. Allora, voi siete appena arrivati? Sì? E insomma, qui c'è un po' di rabbia, un po' di malcontento per il fatto che appunto insomma sono le 6:20 e ancora non permettono l'ingresso ai napoletani. Infatti, e un tifoso ha detto: questo è il trattamento che viene sempre riservato ai napoletani. Io vi chiedo se è la vostra prima trasferta quest'anno, e allora vi chiedo, ne approfitto, se capita spesso. Ma in generale non è neanche una cosa troppo intelligente, perché arriveranno altri tifosi e si creerà ancora più disordine. Invece così puoi gestire più. Esatto. Un po' alla volta. Sicuramente il trattamento non è dei migliori, in quanto comunque ci sono anche bambini, famiglie, ragazze, quindi non penso che sia, non penso che la stiano gestendo nel miglior modo possibile, anche perché farci aspettare qui senza una motivazione non vedo dove sia, cioè il vantaggio quale sia. Sì. Non so, forse voi ne sapete qualcosa in più, non lo so, vi siete informati tramite gli addetti ai lavori. Cresce solo il nervosismo, alle volte. Anche perché siamo anche a ridosso della gara e poi dentro ci sarà una calca si farà ancora di più una calca per accaparrarsi un posto, quindi voglio dire è sempre più un problema poi dopo, anche perché siamo sotto all'inizio della gara, sono quasi le 6:10. E si rischia poi a un certo punto anche di far tardi. Cresce l'ansia, cresce anche l'ansia da parte nostra, anche perché giustamente poi dopo cresce il nervosismo magari da chi sta aspettando qui da un bel po' di tempo, e quindi poi si crea. Esatto, aumenta e si crea quel cortocircuito. Avete qualche anticipazione sulla formazione? Allora no, stiamo aspettando le formazioni ufficiali, non abbiamo ancora anticipazioni, però sembrerebbe che ci sia un po' di moderato turnover con un po' di cambi. Chi la Simeone o Raspadori? Io non indovino mai i pronostici, quindi dico Simeone se giocatevi Raspadori in campo. No, pensavo che avessi qualche notizia. Voi chi vorreste? Ma guarda, dico la verità, ci fidiamo del mister, delle scelte del mister. Pure perché ci siamo fidati per un anno intero, È giusto fidarsi fino alla fine. È vero, nel frattempo mi chiamano in diretta, allora io ne approfitto per farti un'altra domanda da questo punto di vista. In Champions adesso cosa succede con la prospettiva europea dopo la sconfitta del Napoli col Milan? Può cambiare? Ma secondo me la sconfitta ad una squadra intelligente, una sconfitta del genere fa bene, perché capisci che l'avversario deve essere affrontato in un certo modo e non si può sottovalutare in nessun modo. Quindi se vogliamo vedere da un punto di vista
ottimistico e vedere, diciamo, il lato positivo della sconfitta, sappiamo che dobbiamo andare lì e stare al 100%. Perfetto, comunque in regia mi chiamavano, mi squillavano per segnalare proprio la formazione ufficiale, allora la commentiamo insieme, magari facciamo un passo indietro Vittorio e facciamo vedere ancora i tifosi lì bloccati. Sì, siete ospiti di Calcio Napoli quest'oggi. Vittorio, mostriamo le immagini con la nostra voce in sottofondo, grazie mille. Il WhatsApp si chiama Calcio Napoli 24. Perfetto, bellissimo, bellissimo. Allora ragazzi, mentre Vittorio Bernardo mostra le immagini dei tifosi bloccati praticamente all'esterno del settore ospiti, ecco qui, io ve l'ho detto ragazzi, io i pronostici non li indovino.